Buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata di Il tè con i missionari. Sempre nel nostro cammino quaresimale che ci invita a ricordarci, a tener vivo dentro il nostro cuore quanto Dio ci ama, sappiatevi amati, è proprio il titolo di questo tempo quaresimale che l'ufficio missionario ha voluto dare come tempo di conversione di pensiero. Una conversione un po' diversa dal solito, no? Una conversione che richiama l'uomo all'attenzione dell'amore ancestrale profondo che c'è con Dio. E per arrivare a questo amore con Dio abbiamo comunque bisogno di testimoni che ci parlano di questo amore e ce ne parlano proprio grazie alla missione anche da luoghi lontani. E qui con noi abbiamo Don Ferdinando che è originario di Vicenza e con cui siamo connessi dalla Thailandia. Ciao Don Ferdinando, ben arrivato, ben connesso con noi. Ciao Maria Grazia, ciao a tutti, è un piacere conoscerci e trovarci. Eh sì, perché noi non ci conosciamo personalmente ancora, anche se io ho sentito parlare di te un sacco, perché questa esperienza della Thailandia rientra in un progetto molto interessante, molto diciamo particolare, che è connesso alla commissione missionaria del Triveneto e nasce in questo ambito come sogno, diciamo, di più diocesi che insieme si sono aggregate per dar poi vita a questo progetto, ok? Del quale tu mi pare che sei l'ultimo acquisto, se non sbaglio, no? Certo, Allora, l'ultimo dici, arrivato, anche se il più vecchio. ah, ecco, questo non lo sapevo, questo non lo sapevo. Allora, dici come vivi questa dimensione del Triveneto, come la vedi, come la percepisci un attimino dal tuo punto di vista, ovviamente. Sì, penso che la missione in Thailandia ha delle particolarità dovute al luogo, alla cultura, alla differenza di lingua rispetto ad altre missioni, però ci sono due aspetti oltre a tutto questo che la rendono un po' unica. E la prima è che i missionari appunto sono in tutte le parti del mondo, ce ne sono anche qui di italiani tanti in Thailandia, però missionari religiosi, di istituti religiosi o di istituti missionari. Ma parlando di preti diocesani, e quindi missionari Fidei Donum, da tutta l'Italia, in tutta l'Asia, non c'era nessun tipo di missione, nessun tipo di collegamento. Ed è per questo appunto che 25 anni fa circa c'è stata questa esigenza, questo desiderio di creare un ponte, tenere aperta una finestra e di permettere che anche la Chiesa diocesana, la Chiesa locale, possa avere così un contatto e così delle notizie, delle persone, degli affetti, delle conoscenze dirette anche in Asia. Quindi ecco, questa è la prima particolarità, che la missione in Thailandia è l'unica missione di preti diocesani, Fidei Donum, da tutta l'Italia in tutto il continente asiatico, no? E la seconda particolarità è che è l'unica missione di preti diocesani, ma anche ovviamente di altro genere, che coinvolge tutta una regione. Quindi ci sono 15 diocesi del Triveneto, quindi Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, che cooperano in modi diversi, ovviamente tempi diversi, però ecco, anche questa è una cosa unica, cioè non esiste in nessun'altra regione italiana. Ecco, questo allora dà questa particolarità. E io mi sono aggiunto qua, l'ultimo arrivato ormai 7-8 anni fa, e a questa missione che ha avuto il suo percorso in questi ultimi 25 anni. Molto bene, grazie perché concordo sul fatto che sono due elementi essenziali che proprio segnano la genesi profonda di questa collaborazione che è molto ricca perché appunto, ma anche, come dire, oltre che essere ricca è anche piena di, alle volte di fatiche, no? Perché mettere insieme visioni diverse, ma d'altronde questa è la sfida sinodale, no? Quella che ci invita, in cui siamo tutti invitati a lavorare insieme verso un certo tipo di orizzonte, nel caso nostro è proprio quello dell'evangelizzazione, di cui tra l'altro magari parleremo dopo. Chiedo a te, Don Ferdinando, come è nata questa cosa della Thailandia, questa vocazione verso questa missione? No? Tu sei un sacerdote della diocesi di Vicenza, no? Com'è nata questa cosa? Ce la racconti? Sì. Beh, dopo è un po' difficile, come dire come è nata profondamente, però i fatti sono questi. Quando i preti così sono vicini all'ordinazione, sia diaconale che presbiterale, di solito fanno una domanda
al vescovo, compilano una domanda esprimendo le motivazioni per cui così si apprestano all'ordinazione e anche esprimendo alcuni punti di vista, alcune disponibilità. Ecco, a Vicenza noi abbiamo avuto una tradizione proprio molto lunga di preti diocesani, missionari fidei donum in giro per il mondo. Ed era anche una cosa abbastanza comune ai miei tempi, insomma, ormai sono stato ordinato un po' di anni fa, quindi nel 90 sono 36 anni fra qualche Wow. mese. Sì, sì, e quindi a quel tempo là era abbastanza comune nel momento dell'ordinazione proprio scrivere che ci sarebbe stata anche la disponibilità a far servizio non solo nelle parrocchie della diocesi di Vicenza, ma anche fuori. Ed era una delle cose che avrei fatto volentieri se me l'avessero chiesto da giovane, ecco. Quindi in Africa, in America Latina, quelle erano un po' le idee di fondo. E poi passando gli anni hanno cominciato a dire, va, e c'è bisogno qui in diocesi, ci sono tanti lavori da fare, non è il tempo. Poi c'è stato il momento anche in cui i genitori, sai, stanno poco bene, quindi c'è bisogno anche di una presenza abbastanza più vicina. E così io sono arrivato quindi a fare tutta la mia vita di prete nella mia diocesi. Sono stato vicario cooperatore, quindi aiutante in 2 parrocchie, cappellano, poi parroco in 3 parrocchie e alla fine, arrivato ai 50 anni e passa, avevo un po' di lavori anche in diocesi e non avrei mai pensato, ecco, di partire per le missioni, sinceramente. A quel punto, no? Dopo i 50 anni. E se no che sono successe un po' di cose, ecco, un po' di cose nella mia diocesi. Parlo quindi personalmente della diocesi di Vicenza. La prima è che noi, tra i vari missionari che avevamo, in Camerun ne abbiamo avuto 2 che sono stati rapiti dai terroristi di Boko Haram, insieme con una suora canadese. Sono stati nella foresta nigeriana e prigionieri per alcuni mesi e poi per noi è stato un momento molto forte a livello di diocesi, di preti diocesani. E quando appunto sono stati rilasciati, per fortuna, e vivi e vegeti a quel tempo, e il vescovo, che allora era il vescovo Beniamino Pizzola, ha chiesto: guarda, io non penso di potermi prendere da solo la responsabilità di decidere se noi, preti diocesani, manterremo le missioni o no. C'è bisogno che decidiamo tutti insieme. E ricordo allora di avergli proprio detto, però non facciamo riunioni a caso dove tutti parlano, bisogna che ognuno voti ed esprima personalmente il suo parere. Ricordo proprio questa cosa, avevo anche la responsabilità in quel momento un po' di gestire le varie assemblee, i consigli presbiterali e ricordo che sono stato colpito da questo fatto. Ecco, di solito, non so, a Vittorio Veneto siete molto più santi, molto più mansueti, ma a Vicenza siamo molto combattivi e quindi come preti, quando si discute su tutto, magari non si è d'accordo, ci sono tante fazioni. In quella situazione, la cosa che proprio mi ha colpito è che c'è stata praticamente l'unanimità dei preti nel decidere che le missioni andavano mantenute, nonostante la scarsità numerica, nonostante i problemi che si creano e quindi di mantenere con numeri diversi rispetto ad una volta, perché avevamo fino a 30 missionari quasi contemporaneamente fuori, però adesso i numeri sono molto ristretti, però di mantenere aperta una finestra in America Latina, in Brasile concretamente, una in Africa, non è stato più possibile in Camerun per i motivi dei rapimenti e quindi ci siamo spostati in Mozambico, ed una finestra in Asia e in collaborazione con le diocesi, insomma, del Trivento. E questo è stato un primo passaggio, no? Quindi i missionari sono stati concretamente una scelta di tutta la diocesi, tutti i preti diocesani e non più qualcuno che fa un'avventura personale. Per me questo è stato un passaggio molto significativo. Ecco, dopo un anno, 2, e io ho avuto poi i genitori che sono venuti a mancare, per la parrocchia che seguivo, che insomma si era sistemata, prima c'erano stati dei problemi, dei debiti, quindi le cose erano abbastanza sistemate e in una assemblea del clero che parlava di tutt'altro, mi ricordo che il vescovo Beniamino ha detto: guarda che devo poi fare un intervento perché c'è un problema nelle missioni. Era fuori programma totalmente, no? E ha parlato della situazione delle missioni, in modo particolare della Thailandia. Era molto sensibile a questa cosa. Era capitato questo in concreto, 9 o quasi 9 anni fa, che erano in 6 loro, 2 più 1, 3 erano nel programma di rientro, perché un po' alla volta i preti diocesani vengono per poi ritornare, no? Ecco, però di altri 2, uno di Verona, che era qui proprio a Lampù come parroco, ha fatto un incidente in moto, ha battuto la testa e poi è riuscito a tornare in Italia, ma è venuto a proprio è morto poco dopo, Don Giuseppe. Mentre uno di Vicenza, che era qui prima di me,
e aveva cominciato a studiare il Thai per 1 anno e 2 mesi, addirittura a Bangkok, no? E poi ha avuto dei problemi, un po' di salute, un po' di famiglia, e anche lui è dovuto rientrare. Quindi si sono ritrovati con due in meno, senza possibilità di recupero, con alcuni che erano in previsione di rientro. E quindi il vescovo ha detto: questa è la situazione e noi abbiamo deciso che manteniamo le missioni aperte, però vi chiedo di dare la disponibilità, perché se voi non date la disponibilità anche per la Thailandia, noi non avremo la possibilità di supportarla, no? Perché mi ha detto poi appunto che vari, anche giovani, dicono sì, sì, io sono disponibile per l'Africa, per l'America Latina, ma non per la Thailandia perché ci sono delle paure di cui io non so magari precisamente i motivi, però forse la lingua, forse la diversità, forse non so cosa uno possa temere, no? Però di fatto, e allora a questo punto ho detto, io sono stato nella mia diocesi il parroco più giovane per un po' di anni, vorrà dire che sono il missionario più vecchio. E ho detto, sì, c'è bisogno, io ben volentieri, insomma, offro la mia disponibilità, non conoscendo praticamente nulla della missione in Thailandia. Quindi è stata una fiducia proprio nella chiesa del Triveneto, che ha pensato che valesse la pena aprire una finestra qua, una esperienza qua, e quindi senza praticamente conoscere nulla, ho detto, bene, bene, se c'è bisogno io parto, ecco, questa era un po' la sintesi. Che bello, Don Ferdinando, questo slancio di così, questo affidarti, ecco, mi piace questo senso di affidarsi comunque a un progetto che arrivava da prima di te, mhm. E anche mi piace questo aspetto che metti in luce della dimensione comunitaria, del fatto che quando un'iniziativa è collettiva è più forte poi anche per chi parte da solo, no? Sentirsi sostenuto in qualche modo. Questo è importante, no? E non è scontato, ti assicuro, non è scontato perché Sì, sì, ogni sì. diocesi E ha io le mi sento molto proprie... fortunato, sì, sì, mi sento molto fortunato perché partire dopo i 50 anni, con un'esperienza totalmente nuova, proprio sostenuti dall'affetto, della propria diocesi, i preti che stanno tribolando in diocesi, che però sanno che lo fanno per sostenere anche chi parte, è una cosa non da poco. E poi anche i vescovi che io ho avuto, che concretamente su questo hanno scommesso, perché fanno fatica anche loro a privarsi di numeri, no? Bene o male, quando uno è in diocesi un buco lo tappa da qualche parte, no? Il fatto che un vescovo si privi e dica no, no, per me va bene sostenere anche le missioni, ecco, non è una cosa scontata veramente. Non lo è, però è profondamente evangelica, fa parte di quel mandato a cui tutti siamo chiamati, che è quello anche, nel senso che la Chiesa si vede soprattutto nella povertà, no? Quindi nella capacità di offrire anche il poco che si ha a chi non ce l'ha. E anche questa è un'espressione di Chiesa, che magari ci fa perdere la speranza, però da una parte sembra, ma dall'altra poi ravviva, perché credo che questa relazione con la Thailandia anche offra dei doni in qualche modo e una certa ricchezza alla stessa diocesi che invia. Adesso ti chiederei di raccontarci com'è stato sto impatto di questa cosa che tu non conoscevi, sei arrivato, perché il Thai io so è che è una lingua difficilissima, quindi com'è andato l'ingresso in Thailandia in questa nuova missione, Don Ferdinando? Sì, sì. Beh, e all'inizio appunto il vescovo Beniamino mi ha chiesto di parlare un po' con chi c'era stato prima e che era rientrato e quindi avevo avuto qualche elemento, no? Anche perché così per sentire se le cose erano affrontabili o meno. Poi ovviamente c'è stato un primo periodo un po' in Inghilterra perché c'è bisogno di un po' di inglese, se no diventa difficile, ecco, girare per il mondo. E poi ecco, a differenza di altri posti dove magari si parla il francese, il portoghese, o l'inglese, e dove si fanno alcuni mesi, ma può essere anche un anno di lingua, e poi si parte e si pratica sul posto, cominciando a lavorare. Ecco, qui l'itinerario prevede che prima di mettersi dentro ci vogliono almeno un paio d'anni a Bangkok ospiti di una parrocchia e con la possibilità di andare a frequentare i corsi di una delle scuole di lingua Thai per stranieri che ci sono nelle capitali. Non è che non ci siano anche altrove, però sono più consistenti e soprattutto uno ha la possibilità di stare in un posto dove si parla Thai, perché se comincia a parlare italiano poi non è più finita, ecco, non c'è più niente, ecco. E chiaro che studiare le lingue straniere da giovane o studiarle dopo 50 anni, ho cominciato la prima lezione di lingua Thai a 53 anni, mi ricordo il giorno, l'ora precisa, e quindi un po' di anni fa. E è chiaro che non è la stessa cosa, però alla fine
sì, mi sono detto che la cosa importante era proprio dare del proprio meglio e Mhm. quindi quello ho tentato di fare, ecco, senza risparmio, come d'altra parte fa ogni prete delle nostre parrocchie, e penso a Vittorio Veneto la stessa cosa. Quindi ecco, io non ho sentito di fare qualcosa sinceramente di diverso, di straordinario, ma di tentare di fare qua quello che tentavo di fare quando ero in Italia nelle parrocchie. Cioè, io penso che i nostri preti, almeno io sono prete diocesano, no? Si tenta di dare del proprio meglio, fare quello che si è capaci di fare, tentare di farlo con passione, senza risparmio. Ecco, e quello è quello che uno ci mette anche qua, così nel tentativo dello studio della lingua, no? Che E bello. poi sì, io penso che dal punto di vista mio e dal punto di vista spirituale proprio, quello che uno vive nella missione è quello che uno vive qui, lo vive in modo un po' forse particolare, dal di fuori potrebbe sembrare un po' esotico, no? Però i missionari ci sono per ricordare qualcosa che tutti siamo chiamati a fare, cioè le cose che uno vive qua, le viviamo tutti, qua si vedono magari in modo un po' diverso, un po' strano. È un po' una situazione come tutte le vocazioni particolari, ecco. Io faccio fatica a sentirmi, anche perché ho fatto tutta la mia vita in diocesi, etichettato come il missionario. Come dire, perché prima, quindi, quando ero in diocesi, non facevo la mia missione. Cioè, io penso che tu, nel tuo servizio, no, stai facendo quello che io sto facendo qua, no? Tentare di dedicarsi. Allora, così come immagine, io sento che le vocazioni, fra virgolette, particolari sono lì come le suore di clausura, sono lì, vivono una vita di preghiera in modo molto particolare, però sono lì a ricordarci quanto importante è la vita di preghiera per tutti noi, e non è che gli altri non preghino. Lo stesso chi si dedica allo studio, gli insegnanti, no? Sono lì a dire quanto importante è approfondire, ma non è che per noi non sia importante leggere libri, approfondire, no? E così anche i missionari vivono delle realtà molto particolari, però per ricordare in modo un po' strano quello che tutti siamo chiamati a fare. Ecco, questo è un po'. Ti Allora, ringrazio. Guarda, Don Ferdinando, ti ringrazio per queste cose che dici, perché ci credo tantissimo, credo proprio che sia lo slancio a cui tutti siamo chiamati oggi e soprattutto Papa Francesco ce l'ha ricordato, no? Noi siamo tutti chiamati alla missione, che lo facciamo qui, che lo facciamo in Thailandia o in tutto il mondo, ma l'input missionario è quello della testimonianza del Vangelo, cioè raccontare quella gioia che noi viviamo. Poi c'è chi lo vive nel contesto di origine e chi è chiamato a farlo in altri contesti, appunto come dicevi tu, in un luogo in modo un po' particolare. Però è vero anche che, come dici tu, in quei contesti, rispetto a quelli occidentali dove viviamo noi, si toglie un po' di crosta, no? E è più facile forse sentire profondamente il messaggio, percepirlo, no? In qualche modo, perché noi siamo anche un po', come dire, disorientati da uno stile di vita un po' frenetico, un po' consumistico, che alle volte non ti permette di vedere fondamentalmente il senso di verità della vita. Che ne pensi di questa cosa? sì, io vivo questo un po' come sensazione personale. Cioè, dal di fuori la figura del missionario è un po' idealizzata, cioè ha quest'aura come no, del missionario. Poi, ed è per quello che poi tanti missionari hanno anche timore di ritornare in diocesi, però poi ti sparisci l'aura e resta la vita quotidiana, no? Quindi io personalmente non sono portato ad idealizzare, ecco. Anche molti amici, ovviamente essendo stato in diocesi per quasi tutta la vita, ho tante persone fantastiche che ho trovato nella mia vita, nelle varie parrocchie, che per me sono una fortuna enorme, ecco, la mia storia. E anche loro qualche volta dicono, lì sì che vivete la fede. Ma io dico loro, guarda che se io racconto qua, no, quello che fate voi, come vi spendete, in che modo vivete il vostro servizio, e loro sono ammirati e dicono, loro sì che sono cristiani veramente. Quindi, secondo me, la cosa bella è uno scambio, no? Cioè, lo scambio, il tentativo di condividere quello che ognuno tenta di fare, quello penso sia arricchente, però ecco che qui si vive la fede più radicalmente rispetto all'Italia o che ci sia più apertura al Vangelo rispetto a un'altra parte o che i missionari siano più credenti, più bravi. No, ecco, quello io sinceramente non mi sento, ecco, perché proprio sento che non è la verità per me, no? Certo. Però la verità è che invece possiamo darci una mano tutti, ecco, cosa che succede. Perché quello che fate voi non è per così mettere in pubblico, però anche da Vittorio Veneto, no, la sensibilità che arriva.
E questa è una cosa importante, è un sostegno reciproco che possiamo darci, ecco, e Mm. questa è una cosa bella, secondo me. Grazie, grazie, no, ma non intendevo nel senso ideologico, ma proprio nel senso della purezza, no, del messaggio, solo questo. Ti chiedo che cos'è che fate lì in Thailandia, perché chi non vi conosce, perché noi diciamo sì, diocesi qua e là, ma tante persone ancora non conoscono il progetto Thailandia. Io vorrei cogliere questa occasione per farlo conoscere ancora di più. Cosa fate lì dove siete voi? Intanto dove siete e cosa state facendo? Certo. Sì, e beh, anzitutto sì, c'è stata una grande evoluzione da 25 anni a questa parte. Poi ecco, quando si parla qualcuno dice parliamo di Africa in modo generico, invece ci sono tante Afriche, che è vero. Però quando si parla di Asia, questo è vero al cubo, cioè all'ennesima potenza. Cioè che uno parla di Asia, ma bisogna parlare di tante Asie, e lo stesso di Thailandia. E quando si parla di Thailandia, si parla di tante Thailandie, tanti aspetti, no? Quindi e andando a fare servizio da una parte piuttosto che dall'altra, è come se ti tu trovassi in continenti diversi, ecco. E questa è una grande... Quindi cosa si fa in Thailandia? E com'è la Thailandia? Cioè, quello che io, non so, sento di esprimere come sintesi mia, ma è un modo magari di vedere, ognuno poi potrebbe raccontarla in modo diverso, è che è proprio un paese dove gli apposti non sono solo conviventi, ma sono proprio accostati l'uno all'altro. Quindi tu puoi dire tutto e il contrario di tutto, e sono vere tutte e due le cose. Quindi è vero che in Thailandia, per esempio, c'è della povertà, c'è gente che fa fatica, certamente, ma è vero anche che c'è un lusso sfrenato, talmente sfarzoso, che io in Italia non ho mai visto. E queste due realtà non sono uno da una parte e uno dall'altra, sono proprio accostate l'una all'altra. Quindi, e poi è vero che ci sono, come dire, realtà di villaggi remoti dove ti sembra proprio di entrare in un documentario. È verissimo, tante realtà, anche qui al nord, sono di villaggi remotissimi, no? Però è anche vero che a volte ti trovi in alcune parrocchie in una metropoli proprio modernissima, che pare addirittura che Milano sia un paesello rispetto a vedere sì, alcune realtà di Bangkok, vedendo così, no? Quindi ecco, come sono le realtà thailandesi? Ecco, c'è proprio di tutto e il contrario di tutto, questa è un po' la cosa, no? Quello che da 25 anni a sta parte, quando si è aperta appunto la missione del Triveneto, e prendendo un po' l'eredità da una parrocchia, da una zona che era seguita dai missionari del Pime, ecco, noi siamo venuti al nord della Thailandia, precisamente nelle diocesi di Chiang Mai, che allora, 25 anni fa, copriva tutto il nord, quindi 8 province, mentre da una decina d'anni quasi a sta parte si è smembrata in due, Chiang Rai e Chiang Mai, e ognuna copre 4 province. Ecco, le dimensioni sono un po' diverse, quelle sì, rispetto alle nostre diocesi come territorio e anche come popolazione e anche come copertura di territorio delle parrocchie. Perché attualmente, per esempio, sì, delle parrocchie del nord della Thailandia, molte sono parrocchie che coprono tutto il territorio di una provincia. Quindi è chiaro che la popolazione di copertura e anche l'estensione del territorio è diversa rispetto alle nostre parrocchie. Però, insomma, quindi, ecco, potrebbe essere significativo magari per i parroci che stanno un po' tribolando nelle unità pastorali, negli accorpamenti, dicendo, guarda, ho così tante chiese da visitare e un territorio Certo. così vasto, ecco, qua diciamo che siamo messi così. Ecco, noi avevamo prima, quindi nella provincia di Lampang, la parrocchia di Chehong, che è stata l'unica parrocchia in dotazione per un po' di anni. E poi, essendoci allora più preti rispetto alle necessità di una sola parrocchia, si è pensato 14 anni fa di fondare un'altra parrocchia nella provincia di Lamphun, dove sono io adesso in questo momento. Ecco perché allora in tutta la provincia non c'era nessuna chiesa cattolica, nessuna presenza cattolica fissa. E quindi concretamente siamo stati noi del Triveneto ad aprire la parrocchia di Lamphun, che è la parrocchia di San Francesco d'Assisi. Ha una vita quindi nuova di 14 anni circa, 15 anni forse il prossimo, e quest'anno qua prossimo, e che copre un territorio di una provincia, Lamphun, che è grande, grosso modo, come le province di Padova e di Vicenza messe insieme. Insieme, Ecco, fa e questa è la conto. parrocchia. E ha una estensione, quindi con una popolazione di circa 400.000 abitanti, anche questa è una cosa, no? E a proposito che si possa dire un po' tutto e il contrario di tutto, che uno diceva, tu quindi quanti preti siete? Due?
e per un territorio così vasto, per 400.000 abitanti, quindi cioè, è un lavorone, no? Però se tu dici, beh, i cattolici, sai, sono circa un centinaio, scarso, quindi Ci sta, la cambi. proporzione è giusta. Sì, no? Quindi Sì, sì. questo è il senso delle contraddizioni anche nella lettura che uno può avere della Thailandia, no? Se uno parla del rapporto, per esempio, tra parrocchie e territorio e popolazione, è una dismisura enorme, perché la media dei cattolici in Thailandia è lo 0,6% della popolazione, però non è omogeneamente distribuita. Ecco, qui a Lamphun siamo proprio nella patria del buddismo più tradizionale, quindi la presenza cattolica è veramente pochissima, pochissima. Ecco, all'inizio, così in questa parrocchia qua, il tentativo era di dire, intanto creiamo un punto di riferimento e dopo è una provincia dove ci sono tanti operai. Quindi tutti i ragazzi che escono dai nostri centri, che hanno fatto un percorso, che hanno ricevuto il battesimo, vanno a lavorare e non trovano più nessuno. Almeno andiamo e seguiamo loro. Sai, come sempre gli ideali, i progetti iniziali sono una cosa, poi quando si arriva si vede che questo forse non ha grande sbocco, no? E invece ci si è accorti di un'altra cosa. Sì, che è vero che i buddisti, cioè come dire, i Thai diventati cattolici qui sono molto pochi, a parte qualcuno di qualche tribù, no? Però alla fine ci siamo accorti che invece ci sono molti immigrati birmani che sono venuti qui a lavorare e la maggior parte di quali cattolici. E quindi la maggior parte dei nostri parrocchiani non sono Thai, ma sono immigrati birmani. Ecco, anche questa è stata una particolarità della nostra parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Lamphun. Quindi c'è un dialogo, diciamo, internazionale, Davvero una realtà veramente varia, sì, perché effettivamente i birmani sono dei profughi, no? Che arrivano dal Myanmar o non Beh, no, no, in solo? questo caso qua, in questo caso sono dei lavoratori, poi ci Sì. sono anche i profughi da altre parti, Ah, no? Ma in questo caso qua sono proprio degli immigrati, ok. perché effettivamente la Thailandia ha bisogno di forza lavoro anche dall'estero e quindi gli stati confinanti, diciamo Cambogia, Laos, Myanmar, ecco, hanno avuto degli immigrati nel corso degli anni, con vari tipi di situazioni, insomma. Quindi qua concretamente c'è una comunità birmana abbastanza estesa, la maggior parte dei quali cattolici. Anche questa è una particolarità della parrocchia di Lamphun, perché è diversissima da altre. Per dire, io vado, e per questo sono molto interessato ad andare a visitare anche altri, a Chiang Rai, per esempio, i padri del Pime, che sono là che lavorano, oppure quando vado a Bangkok, in altre province, in altre realtà, e vedo che gli immigrati birmani che vanno a Bangkok, piuttosto quelli che vanno a Chiang Rai, sono per la quasi totalità buddisti. Quelli che vengono nel PUR sono per la maggior parte cattolici. Quindi anche questo È è significativo un'unicità, davvero? ecco, Sì, un'unicità. sì, unicità davvero. Molto interessante questa lettura e questi movimenti, no? Perché noi abbiamo sempre l'idea che le persone vivano, o meglio, che la mobilitazione sia solo in certi paesi, in certi luoghi, invece all'interno di uno stesso territorio ci sono più, no, volti, più modi e questo anche comporta, immagino, una relazione diversa, no? Perché mi sembra che comunque anche l'integrazione fra questi mondi culturali diversi non sia così scontata, d'accordo? Quindi credo che anche l'intervento di qualcuno aiuta in qualche modo a facilitare o no? Questa è una domanda anche che ti faccio. E cioè, questo era alla fine, poi fra l'altro in questi ultimi anni, no, c'è stato da quando io sono venuto anche il Covid che ha creato varie situazioni diverse. Ecco, e quando si arriva, chi sarà stato turista in Thailandia, sarà andato a visitare le vecchie capitali Ayutthaya, Sukhothai, no? Che sono proprio delle rovine, dei ruderi bruciati. Ecco, loro studiano questa storia in Thailandia. Vedi, questo sono stati i birmani a farlo, perché sono stati i nostri nemici da sempre. Quindi il pericolo viene proprio dalla Birmania, è proprio la visione che i birmani sono inaffidabili, sono cattivi, questa era un po' la cosa. Mamma E mia. questa è la visione di fondo, questa è la visione di fondo. Quindi creare dei due un popolo solo all'interno di una storia, di una tradizione, di un modo di vedere di fondo che è così,
È una bella impresa, però alla fine vediamo che ci sono dei bei passi, ecco qui, tra comunità birmana e comunità di locali. E questa è stata un'altra bella cosa, ecco. Che bello. Quali sono le modalità con cui voi lavorate con le persone? Quali sono, diciamo, le caratteristiche del vostro stile missionario lì, dove siete là a Lampong? Sì, ecco, giustamente parli di Lamphun, no? Perché non è lo stesso da tante altre parti. Per dire, quello che hanno tentato di fare 25 anni fa i missionari che sono arrivati, o quelli che venivano ancora prima, 30, 40 anni fa, era nelle zone un po' più remote, di creare dei centri e degli ostelli dove i bambini potessero venire, alloggiare, essere supportati delle borse di studio e poi andare a studiare. Se no, nei villaggi remoti non c'era possibilità di studio, ecco. E questo è una realtà tuttora presente in alcune parrocchie. Vi ho mandato anche dei video magari dove questo sussiste. Poi cosa succede? Che la denatalità, la decrescita, il cambiamento delle situazioni porta allo svuotarsi anche di questa esperienza. E qui concretamente a Lamphun non abbiamo nessuna struttura nostra. In alcuni posti, tipo Bangkok, in alcuni centri grossi, per esempio i cattolici hanno anche degli ospedali o delle scuole. Le scuole, pur essendo frequentate da buddisti, però sono un'istituzione che dà visibilità alla Chiesa Cattolica, dà anche degli introiti a dire il vero, no? E quello ti permette poi di avere una presenza significativa sul territorio. Ecco, noi non abbiamo proprio nessun tipo di struttura, né ostelli, né scuole, né ospedali. La chiesetta è una chiesetta proprio che conterrà 40 persone, ma poi, tanto che facciamo la messa fuori, non ci stanno neanche più tutti dentro, no? Per dire che non abbiamo... E questo per noi dà la necessità di operare su vari tipi di settori, però in ogni caso farlo in collaborazione con il territorio. Quindi noi siamo costretti, cosa che può essere un limite, ma è anche una grande opportunità, a metterci in relazione, per esempio, con l'assistente sociale del territorio, che è buddista, e con lei aiutiamo insieme i vari bisognosi dei villaggi, per esempio. Oppure adesso c'è una scuola, ecco, c'è un rapporto molto più libero con i vari enti. E le scuole statali qua vengono e una volta un maestro è venuto e mi ha detto, ma sai padre che noi sì, facciamo bene nella nostra scuola, insegniamo bene, ma con l'inglese ce la caviamo un po' male, no? Verreste ad aiutarci? Io ho detto, ma è una scuola buddista? No, no, è statale, ma io sono prete cattolico, non c'è nessun problema, se vieni ad aiutarci tu non c'è nessun problema. Per dire, c'è una libertà, e questo ci permette ovviamente di avere un rapporto con delle istituzioni e con delle famiglie, con delle persone che per la maggior parte ovviamente sono buddisti, ecco. Poi in concreto che tipo di risvolti ci saranno è difficile saperlo, però se non altro sapranno che c'è una relazione di fraternità, quello sì. E quindi questo è un po' Che il... bello. Voi assistete a delle conversioni dai buddisti ai cattolici lì in Thailandia? Beh, diciamo che in generale i Thai veri e propri, cioè quelli originari Thai, che sono molto pochi fra l'altro, difficilmente hanno dei passaggi dal buddismo al cattolicesimo. Ecco, anche vedi tutti i vescovi, tutti i presbiteri, se tu vai indietro di qualche generazione, o sono vietnamiti o sono cinesi, vai indietro almeno genitori o nonni, no? Anche degli attuali e cattolici veri Thai, no? Sì, Thai. sì, sì. Poi un'altra realtà invece è quella delle tribù che a noi in Italia manca, cioè il senso della razza, della tribù, noi non l'abbiamo proprio in Italia, siamo già un miscuglio, noi siamo italiani, ma non siamo neanche distinguibili come tratti fisici, mentre qua la realtà tribale è una realtà molto, molto viva, nel senso che ogni tribù ha la sua lingua, la sua tradizione, le sue... Ecco, e diciamo che le conversioni che ci sono state, questioni degli ultimi 70-80 anni, quindi prima non esisteva questa cosa, al nord sono state per la quasi totalità in una tribù, tribù di Cariani, tribù di Cariani. E di questa tribù, l'unica tribù quindi, praticamente ci sono la maggior parte, 90% dei preti diocesani della diocesi di Ciamai, e qui al nord 90% delle religiose, suore, dei preti, missionari, che fanno parte di questa tribù, ecco. Perché aveva un retroterra, tuttora un retroterra più animista che buddista, con dei valori molto molto vicini e aperti, quindi consoni alla fede cattolica, quindi il valore della famiglia, Sì. della bontà, fedeltà, l'altruismo, l'aiutarsi, no?
ecco, con delle paure ancestrali che si sentono anche supportate magari dalla fede cattolica e diventa liberante. Ecco, ed è capitato che i missionari del Bettaram e i Bettaramiti, io non li conoscevo, li ho conosciuti qua, però ci sono anche in Italia da qualche parte, erano in missione in Cina, sono stati cacciati per le operazioni cinesi dei missionari 75-76 anni fa, una cosa del genere. Hanno tentato loro di ritornare in Cina, ma non sono riusciti e nel frattempo erano qua, da queste parti, si sono arrampicati su per i monti e hanno visto che tra i vari c'erano i membri di questa tribù che erano particolarmente aperti appunto al Vangelo. Hanno cominciato a predicare e meno di 80 anni fa, quindi 74-75 anni fa, hanno cominciato quindi ad annunciare il Vangelo ai Pacagnon, che sono un ramo di questa tribù di Cariani, e da questa tribù quindi sono venuti la maggior parte, la quasi totalità dei cattolici del nord della Thailandia. Ecco. Ah, ok, ok, ecco, questo dettaglio non lo conoscevo, molto molto interessante. Ascolta, lì tu sei da solo o non sei da solo ovviamente a Lampo, A Lampu come prete ci sono io e poi c'è Don Bruno Soppelsa che è della diocesi di Belluno-Feltre. quindi nostro Poi, vicino di casa. sì, sì, sì. Quando poi appunto hanno deciso di aprire una parrocchia con la diocesi di Chiang Mai, e c'è stata una famiglia religiosa originaria della Spagna, che però qui in Thailandia aveva un paio di comunità a Chiang Mai e a Phayao, che ha concretamente aperto una casa anche qua proprio di fianco alla parrocchia. Ah, Quindi ci bene. sono anche due suore attualmente che hanno la loro attività, la loro casa autonoma, però in ogni caso, ecco, la messa, se non altro, la viviamo insieme, e le celebrazioni e le collaborazioni tentiamo di farle insieme. Che Ecco. bello. Ascolta, tu prima, l'ultima domanda perché il tempo corre, avrei mille cose da chiederti, ma ti chiedo, qual è una tua settimana tipo? E purtroppo non c'è una settimana tipo in questo senso, no? Zac, Nel senso che, immaginavo. ecco, questa è una grande differenza, per esempio, rispetto alle parrocchie italiane o rispetto ad altre parrocchie. Perché, per esempio, le parrocchie che hanno i centri con i ragazzi residenti hanno tutte le attività e quindi il ritmo anche di ragazzi che vanno a scuola, che tornano. Noi qua, non avendo strutture, ecco, non abbiamo neanche, per esempio, il catechismo regolare. Io ricordo quando ero parroco, cappellano in Italia, c'erano tutti i giorni il catechismo di varie classi, poi c'erano i gruppi giovanili, poi c'erano gli scout, cioè una realtà molto strutturata. E qua cosa succede? Che con una realtà così sparuta, con così pochi, quando c'è qualche percorso possibile, tipo qualche coppia che chiede che il matrimonio, qualcuno che chiede il battesimo, qualcuno che si sta avvicinando, e con quelli tenti di creare dei momenti di incontro, ma in base agli orari del lavoro, alla vicinanza, perché sai, dal sud estremo della provincia di Lamphun al nord dove c'è la parrocchia, ci sono 3 ore di strada di auto. Mamma Quindi mia. per dire te, non è che uno dice, allora facciamo l'incontro mercoledì alle 4 del pomeriggio, vieni, e uno dice, ma come faccio? Bisogna vedere proprio come, quando farle, come organizzarsi, no? E quindi ogni tanto c'è anche un mio collega che una volta alle settimane va nel sud della provincia a trovare l'assistente sociale. Io magari seguo altri villaggi qua più vicini a Ciamai. E, ecco, quindi non c'è una settimana tipo, no? E anche la settimana santa, per dire, che adesso prepariamo la Quaresima, ci sono i riti, le Vie Crucis della settimana santa. I birmani sono molto sensibili alla Vie Crucis e a questo tipo di riti. Però per il resto, nella settimana santa ci suddivideremo. E il mio collega starà qua, appunto, a Lamphun, e io sarò in un villaggio, su proprio nel punto più alto, più alto della provincia di Lamphun, dove c'è il Doi Chang, che è chiamata proprio la cima dell'elefante. Sotto là c'è un villaggio proprio di Cariani di Pacagnon, che sono i primi ad avere così accolto la fede. Lì c'è una cappellina, quella di Santa Chiara, e lì appunto celebriamo anche lì ogni domenica se possiamo. Quindi uno sta qua, e l'altro va su, la settimana dopo ci scambiamo, Che e bello. nella settimana santa quindi uno sarà qua e l'altro andrà su. Ecco, quindi è molto vario, ecco, come. Movimento, movimento, Sì, sì, sì. movimento.
Bene, Don Ferdinando, allora siamo in chiusura. Vorrei insieme a te ringraziare le persone che in questo tempo di Quaresima, ma anche negli anni passati, hanno contribuito a sostenere questa missione, perché la diocesi, insieme a tutte le altre, ogni anno offre un contributo per favorire questa continuità in missione. È vero che noi non ci siamo fisicamente, però sosteniamo questo progetto. E poi in modo particolare c'è anche questo progetto di adozioni di un villaggio che noi, con l'aiuto di alcune persone della nostra diocesi che sono costantemente sensibili e inviano, e è anche possibile continuare a contribuire, no? E che vi aiutano questa attività che voi fate, no? Questi aiuti credo che siano significativi per voi, giusto? Certamente si parla dei centri, appunto, no, dei centri. Poi Sì, andando avanti avremo bisogno, magari ci collegheremo. Io spererei di conoscere anche magari, no, le persone, poterne parlare e vedere in prospettiva, in futuro, come essere sempre più significativi. che E quindi bello. fare in modo che così la generosità anche dei nostri amici di Vittorio Veneto sia proprio produttiva e che possano essere proprio contenti e orgogliosi di quello che fanno. Che bello. Adesso ovviamente qui noi, attraverso i nostri fratelli birmani che sono qua, siamo molto a contatto con la realtà della Birmania che sta soffrendo una guerra. Adesso purtroppo si parla di guerra dappertutto, Mm, in Asia, però ecco, la cosa di cui non c'è notizia per niente è la guerra che c'è in Myanmar. sì. Ogni giorno ci sono bombe, ogni giorno, e non ne parla nessuno, no? Quindi ecco, questo è un altro aspetto che noi tentiamo di vivere, cioè il fatto di tentare di farli sentire che non sono abbandonati e lasciati soli, no? E anche per questo appunto vi ringraziamo tanto, ecco, della sensibilità, della preghiera e anche dell'affetto che dimostrate. Grazie, grazie. Grazie, grazie Don Ferdinando, hai fatto molto bene a ricordare i nostri fratelli che sono vittime della guerra. È vero, il Myanmar è una delle guerre più cruente di tutto il mondo perché sta durando da tantissimo tempo, sta generando e soprattutto, come dici tu, non è assolutamente documentata e non se ne parla più. Sono veramente i martiri di oggi. Allora, dobbiamo purtroppo chiudere perché il tempo è lungo. Comunque, grazie di essere Grazie a stato con voi. noi. Buona continuazione, buon tè. In onore tuo, faccio un brindisi di tè con i Grazie, grazie. missionari e speriamo veramente di vederci presto. Ti aspettiamo quando torni a casa e ci vieni a trovare a Vittorio Veneto, va Io bene? spererei proprio tanto. Un saluto anche al Vescovo Riccardo Grazie. e spero invece anche che ci sia l'altra possibilità che magari possiate voi venire a fare qualche giro qua, così possiamo magari vedere Sarebbe insieme. Ecco, bellissimo. ci teniamo in collegamento e avremo... Ottimo. Grazie Don Grazie. Ferdinando, un abbraccione, ciao. Un abbraccio a tutti Grazie. voi proprio, grazie, grazie. Ciao, 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 ciao.